I numeri in conferenza stampa, ma vediamo le linee guida del DEF con Giampiero Scarpati. Contiene i numeri essenziali su sviluppo e finanza pubblica, dalla crescita al rapporto fra deficit, debito pubblico e prodotto interno lordo. Soprattutto farà da cornice alla prossima legge di bilancio. Nell'immediato però il documento di economia e finanza che arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri servirà soprattutto a definire l'entità degli interventi da mettere subito in campo per aiutare le famiglie più in difficoltà e le imprese più colpite dagli aumenti delle bollette energetiche e delle materie prime, oltre ai 19 miliardi di euro già stanziati fino a oggi. I ristori dovrebbero essere selettivi, destinati cioè solo ai settori indicati dalla Commissione europea, che ha introdotto nuove deroghe agli aiuti di Stato, dalle industrie siderurgiche alle cartiere fino alla ceramica. A disposizione per gli aiuti ci sarebbero 3-4 miliardi di euro, risorse derivanti dalla crescita economica dell'anno scorso superiore alle attese e dal buon andamento delle entrate fiscali, confermato anche nel primo trimestre di quest'anno. Il DEF prenderà atto degli effetti della guerra in Ucraina sull'economia globale. La crescita per quest'anno sarà rivista al ribasso di poco inferiore al 3%. Dovrebbe essere inoltre confermata la parabola discendente di debito e deficit. Misure economiche e conseguenze della guerra in Ucraina, soprattutto in campo energetico, al centro del confronto fra le forze politiche. In diretta Francesco Maesano.